Giovanni Del Ben, medico forense qui con noi, 2 minuti. Ben trovati. Abbiamo visto sui giornali degli ultimi giorni che una strana elaborazione di numeri relativi all'attività sanitaria ha creato ambiguità sull'invece alto livello della cardiologia di Pordenone, fin dai tempi del professor Bazzi, del dottor Zanuttini, dell'attuale Nicolosi, ma anche passando per Charmet, Martin, Burelli, Pavan e tanti altri. Numeri certi e di facile interpretazione sono invece quelli approvati dalla Giunta regionale il 4 ottobre scorso. L'ospedale di Pordenone, con i suoi 450 posti letto, ha una media giornaliera di presenze, come vediamo, di 361 persone, cioè di notte dormono mediamente 361 pazienti. Stanti così le cose, con un tasso di occupazione del 76%, un ospedale più capiente evidentemente a Pordenone non serve. Serve invece una costruzione nuova e più moderna per l'ospedale del futuro, seguendo le indicazioni più aggiornate dell'edilizia ospedaliera, secondo i moduli base di 400-450 posti letto, come ospedale di riferimento, cui fa riferimento anche il recente decreto Balduzzi. L'amministrazione regionale ha da poco fatto la sua scelta. Gli edifici del nuovo ospedale si facciano nella zona dell'attuale area ospedaliera. Possiamo dire che ora riusciamo a vedere oltre i vecchi edifici. Le finestre si sono aperte. Adesso tocca al Consiglio regionale fare buone leggi in materia sanitaria, valorizzando ospedali e territorio e la loro integrazione. Sono sicuro che nella nuova pianificazione l'ospedale di Pordenone avrà ancora una buona cardiologia di qualità. I nostri cuori possono stare sereni e battere ancora a lungo, ovviamente. Grazie a Giovanni Del Ben, grazie veramente al nostro opinionista e medico forense. Allora,